Ed eccoci dunque con Walter Porcellato, che è il proprietario della Caneva dei Biasio, che ci parlerà della storia di questa attività. La nostra attività inizia con il nonno ancora con l'osteria negli anni 20. Negli anni lui ha cominciato a vendere il vino e il papà invece dopo del 45 è partito proprio con l'attività della cantina. E dopodiché noi nel 74 l'abbiamo rilevata praticamente con tutti i fratelli e eravamo in quattro. Siamo andati avanti dall'84 finora, abbiamo creato questo marchio che si chiama La Caneva dei Biagio e adesso praticamente il marchio è Biagio. Abbiamo modernizzata la cantina ancora man mano che gli anni e le esigenze che abbiamo bisogno di renderla più efficiente e sì che siamo arrivati a creare questa nostra cantina, questa realtà che produciamo le nostre bottiglie, gran parte il prosecco e dopo abbiamo dei vini fermi quali il Manzoni che ci dà molte soddisfazioni, il Traminer, il Pinot Grigio, il Chardonnay, il Sauvignon, dopodiché passiamo con i rossi, con il Cabernet Piave, abbiamo il Raboso, quello Doc Piave, abbiamo un rosso con un taglio bordolese con appassimento che ci ha reso molte soddisfazioni perché è stato anche premiato al Merano Wine Festival con l'eccellenza e dopo abbiamo la Recantina che nasce qua nei Colliello Solani che abbiamo sposato questo progetto e dopo con l'Asolo Brut e l'Asolo Extra Brut e dopo andiamo sui prosecchi, il prosecco Doc Treviso Extra Dry, però l'Asolo in questo momento è il nostro cavallo di battaglia. Abbiamo cambiato anche le nostre etichette e abbiamo fatto questa etichetta qua, che praticamente è un omaggio al Canova, del 200° del Canova, prendendo spunto dall'attività che è nata a Vallà con i disegni sulle case di Vallà, che ha avuto molto successo. Questi studenti che sono venuti da Milano e ci hanno aiutato a creare questa etichetta e questo nuovo brand che abbiamo fatto. Dopo abbiamo un altro brand che è questo, che ci teniamo molto, che si chiama Alicea, è una linea superiore di Asolo Brut e Asolo Extra Brut. L'Extra Brut fa 6 mesi a 0 zuccheri in bottiglia e il nome Alicea è un pensiero che ho dedicato a mia figlia, che lei si chiamava Alice, e praticamente io la chiamavo Ali, mio figlio la chiamava Cea, abbiamo messo questo marchio, togliendo la resta il nome Alice. Utile dire che i vini sono molto buoni, ma vi lascio a voi dopo giudicarli e spero che avrete modo di assaggiarli. Ci dà qualche numero della cantina? Noi sì, abbiamo una linea di imbottigliamento che tranquillamente viaggiamo intorno ai 1500-2000 bottiglie ora, in 4 persone, cioè tutto automatizzato e riusciamo a lavorare molto bene. Copriamo un po' tutta l'Europa, dando dalla Repubblica Ceca alla Francia, al Belgio, alla Slovenia, alla Romania, un po' di Svizzera, un po' Irlanda, anche adesso mi viene in mente, Singapore, Australia, diamo anche qualcosa in Canada, sì che in Cina abbiamo spedito l'altro giorno, però stanno iniziando con i vini spumanti perché è difficile far capire anche il prosecco in Cina, sono più amanti dei rossi, però hanno richiesto anche questi vini qua. È una cosa che ci ha tramandato il papà e adesso noi cerchiamo di portarla avanti sempre nel migliore dei modi. Programmi per il futuro? Programmi per il futuro praticamente è quello di continuare su questa linea e scegliendo un discorso di qualità, non andiamo
con i primi prezzi, ma andiamo con un vino, quando si sceglie la qualità c'è anche il prezzo che è un po', però far capire al cliente finale che è giusto che spenda qualcosa in più perché ha qualcosa in più già nel bicchiere quando lo degusta. Da quest'anno sponsor del Premio Giorgione, ma da diversi anni un elemento portante del progetto Porco Mondo. Porco Mondo praticamente è un'iniziativa che esalta tutto quello che è il maiale e praticamente abbiamo creato questo evento che è il campionato del mondiale del musetto e abbiamo sempre più concorrenti da tutto il nord Italia e qualcuno anche che adesso ce lo sta proponendo anche dai paesi, i nostri immigranti che sono in Canada, che però la procedura è un po' più lunga di farli venire, però dopo vedremo di attrezzarci anche in questo. L'abbiamo svolto quest'anno al 17 di gennaio, è stato un evento molto gradito da tutti, e tutti i giornali ne hanno parlato. Tutti i giovedì, se venite nell'osteria, visto che è collegata anche alla cantina, troverete sempre il bollito con il musetto, e avrete modo anche di l'abbinamento con i nostri vini. Praticamente queste sono tutte le nostre autoclavi, praticamente per fare la fermentazione del vino e renderlo sia frizzante oppure spumante. A seconda del tipo di vino che vogliamo produrre, praticamente se il frizzante si ferma un attimo prima a 2 atmosfere e 50 di pressione, mentre per lo spumante andiamo a 5-5,50. Di solito il vino rimane qui dentro circa un 45-60 giorni, a seconda di come lavorano i lieviti, sempre a temperatura controllata. E dopo andiamo direttamente in bottiglia da queste autoclavi. Poi girate su queste. Queste sono tutte le vasche che sono controllate con la temperatura direttamente quando vogliamo intervenire sulla temperatura, praticamente con la gomotica, col telefono, anche l'enologa da casa controlla la temperatura direttamente, alza o abbassa la temperatura oppure invia i miscelatori che mettono in sospensione i lieviti. Eccoci, in questo momento siamo dentro l'osteria dei Biasio, dove è nata la cantina e dove Walter ci parlerà delle specialità e dei piatti che vengono serviti. Allora, questo ambiente qua è quello che abbiamo visto di là, proprio è nata la cantina ancora negli anni 30, anni 20, anni 30. E sì che da qua dopo è partito un po' tutto. Adesso si è trasformata in osteria, che qua abbiamo tutte quante le nostre specialità, che sono piatti della tradizione veneta, gran parte. Tutto si fa ogni giorno sempre fresco, giovedì il bollito, lo spezzatino, il pollo, in tecia ci sono i vari risotti, le paste, le lasagne che vengono fatte sempre in casa. Qua ci troviamo che abbiamo uno staff che è composto da tutto solo donne. Diventa anche un'armonia quando lavorano perché vanno tutte d'accordo e tenerle tutte insieme vuol dire che tutto funziona molto bene. Ma le donne quando si mettono il loro zampino sanno fare anche tante volte meglio anche di noi uomini, sì che dobbiamo portare tutto il rispetto per quello che fanno loro. Tutti i giorni, solo su prenotazione, lavoriamo la sera. Questa è una che quando uno prenota praticamente si riserva una sala e chi prenota sa che ha la sala solo per lui. Sì che la gente apprezza molto anche questo servizio e vediamo che riusciamo sempre a lavorare bene in questo sistema. Bene, e dalle cucine dell'osteria della Caneva dei Biasio è tutto. Salutiamo Walter che è stato gentilissimo. Grazie di tutto voi e ci vediamo il 13 di aprile al Premio Giorgione. Grazie. Vi aspettiamo al Teatro Accademico. Ciao a tutti.